Benvenuta a Brunella Schisa, la nota giornalista ospite a Pordenone del Circolo della Cultura e delle Arti per presentare il suo nuovo romanzo La scelta di Giulia, edito da Mondadori. È una storia di una famiglia e la storia anche di una città, di Napoli. Sì, è la storia di una famiglia napoletana che attraversa circa un secolo, cioè parte dal 1980 e va indietro fino al 1875, perché io scrivo romanzi storici, questo è il mio terzo romanzo e gli altri precedenti erano romanzi storici. Questa volta ho voluto fare due in uno, un romanzo storico e al tempo stesso un romanzo di formazione, per cui c'è la cornice, è una giovane, la protagonista si chiama Emma, è una giovane di 23 anni che si è appena laureata e che è estate, siamo a Napoli nel 1980 e non sa cosa fare della sua vita. Però si è laureata con un buon voto e una vecchia prozia che lei praticamente non conosce della famiglia della madre le fa un dono inaspettato, le regala un anello che era appartenuto alla bisnonna di Emma e siccome lei è in crisi col suo ragazzo, non sa cosa fare, accetta un po' anche per disobbligarsi la richiesta, l'offerta che le fa la zia di mettere a posto le carte di famiglia e così incomincia ad andare a ritroso nella storia di famiglia e scopre che in questa sua famiglia c'è molto non detto, anzi ci sono dei segreti, ci sono delle cose che nessuno le vuole raccontare e quindi all'inizio lei cerca di capire, alla fine capisce però che deve fare un'inchiesta vera e propria e quindi il romanzo diventa una ricerca, anzi un'inchiesta, cioè io penso che a un certo punto diventa anche un po' un giallo. Perché Emma si impiccia molto e fa delle cose diciamo anche poco corrette per scoprire la verità sulla sua famiglia. E comunque la sua famiglia è una famiglia che ha le sue radici e la sua fortuna nell'epoca colonialista, perché il trisavolo di Emma ha fatto la sua fortuna in Eritrea, portando il ghiaccio in Eritrea, come neanche, non so, Garcia Marquez poteva inventarsi questa cosa del ghiaccio in Africa, comunque invece è un'idea eccellente e fonda un'impresa molto importante. E da qua la fortuna di questa famiglia alto borghese napoletana, che ovviamente le generazioni successive e le guerre disfarranno tutto il patrimonio, alla fine si disfarà. E quindi c'è la cornice 1980, quindi moderna, e Emma che cerca di capire e di costruire come un puzzle questa storia. E poi andando indietro tutti i parenti dal trisavolo, i bisnonni di Emma, i nonni, i genitori, insomma una saga familiare, però molto intima credo, ho cercato almeno di farla molto intima. Il motto della famiglia, o meglio delle donne della famiglia, è ricordati di dimenticare. Oppure sarebbe meglio dire che è importante ricordare? Ecco, io infatti non so quanto sia giusto il ricordati di dimenticare. Il motto della nonna di Emma è sicuramente ricordati di dimenticare il male, perché in quella famiglia veramente accade di tutto. Molto bene ma anche molto molto male, per questo ci sono i segreti e quindi l'insegnamento che Letizia, la nonna di Emma, dà alla giovane è non portare rancore. E questo forse è anche giusto, perché famiglie per molto meno di quello che si sono fatti i cortesi, si chiamano cortesi questa famiglia, non si parlano più per generazioni, invece loro continuano ad amarsi. Io però penso che sia fondamentale per un giovane ricordare e non dimenticare, perché questo è anche un libro sulla memoria. Io penso che tutti noi dovremmo cercare di sapere da dove veniamo, la nostra storia attraverso i racconti della nostra famiglia, di chi ce li può ancora raccontare e ricordare.